La Polonia è sotto shock per l'omicidio del sindaco di Danzica. Antigovernativo, Paweł Adamowicz era aperto al dialogo e all'accoglienza e si batteva per i diritti civili. Dopo un lungo braccio di ferro con Atene, iniziato negli anni 90, il Parlamento di Skopje ha accettato di cambiare nome al paese. Si chiamerà Macedonia del Nord. Condizioni di vita inumane nel centro di accoglienza di Moria, nell'isola greca di Lesbo, la drammatica testimonianza di uno psichiatra italiano che aiuta i migranti. Mosca e Kiev sono sempre più distanti. La Chiesa ortodossa ucraina è diventata indipendente. A Istanbul è stata sancita la separazione dal Patriarcato di Mosca. Gli orrori compiuti per decenni dal regime sovietico rivivono a Vilnius, nel Museo del genocidio del popolo lituano, esposti documenti e fotografie agghiaccianti. Il primo omicidio politico dell'era post-comunista della Polonia è avvenuto in una sera di festa durante una domenica di raccolta fondi, il 13 gennaio. Il liberale Paweł Adamowicz, sindaco di Danzica dal 1998 e da pochi mesi rieletto, era sul palco quando un uomo di 27 anni lo ha accoltellato in parti vitali del corpo. I soccorsi e il successivo ricovero all'ospedale non hanno potuto salvarlo. Adamowicz è morto il giorno dopo, quando ancora il paese era sotto shock. Sono seguiti giorni di lutto per la Polonia e di riflessione. Nonostante l'omicida fosse una persona appena uscita dal carcere con evidenti segni di squilibrio psichico, molti polacchi si sono chiesti quanto il clima surriscaldato del dibattito pubblico abbia contribuito a creare i presupposti per il delitto. Adamowicz era una delle voci antigovernative più autorevoli, si era speso per i diritti degli omosessuali e aveva ripudiato la politica anti-immigrazione del governo, guidato dal 2015 dal partito conservatore Diritto e Giustizia, euroscettico e nazionalista. Tra Diritto e Giustizia e la liberale piattaforma civica, il partito di provenienza di Adamowicz, da cui era fuoriuscito per problemi giudiziari rimasti in sospeso, sono volate nel tempo parole grosse. L'opinione pubblica polacca si è polarizzata sempre di più, con una divisione crescente tra le città più inclini a votare al centro-sinistra e la campagna più religiosa e vicina al cattolicesimo tradizionalista, rappresentato appunto da Diritto e Giustizia. Il sindaco di Danzica era stato una delle vittime di una pesante propaganda da parte di un gruppo di estrema destra, la Gioventù Tutta Polacca, che nel 2017 aveva prodotto certificati di morte falsi di 11 sindaci progressisti. La passione di Adamowicz per la cosa pubblica era emersa già da giovane negli anni di Solidarnosc e della transizione dal socialismo alla democrazia. È stato uno dei discepoli di Lech Wałęsa, oggi 75enne, leader del movimento anticomunista nato tra i cantieri navali di Danzica. Conosceva bene Adamowicz anche il figlio di Lech, Jarosław, eletto come deputato al Parlamento europeo e a lungo compagno di partito. Durante i suoi oltre 20 anni da sindaco ha cambiato la città così tanto che sarà difficile dimenticarlo. La sua presenza rimarrà in quasi ogni angolo, nelle strade, negli edifici, in tutte queste cose che ha aiutato a costruire, ed è difficile dimenticarlo, perché è stato una buona persona prima che un buon politico. Per Wałęsa Junior non ci sono dubbi. Il clima che si è generato nel paese è la ragione dietro l'omicidio. I discorsi di odio, la rabbia tra i politici è così forte che siamo noi politici a dover cambiare prima di tutto il modo in cui parliamo tra noi. Penso che il partito al potere abbia permesso a un certo linguaggio di prevalere nella sfera pubblica e che ora questo porti a una riflessione. Subito dopo la notizia dell'attentato, il presidente Andrzej Duda, appartenente a Diritto e Giustizia, ha scritto su Twitter: «Nonostante le diverse visioni politiche, siamo tutti con lui e con i suoi cari in maniera incondizionata». Lo stesso Duda ha lanciato la proposta di una marcia contro l'odio e la violenza, salvo poi ritirarla su richiesta della famiglia. Siamo arrivati insieme alla conclusione che le marce organizzate dalle autorità non sono in questo momento necessarie. Se vogliono organizzarle, i cittadini spontaneamente liberi di farlo. Si tratta sempre di un'espressione di solidarietà. Ma siccome la famiglia non vuole che la politica entri nella vicenda, abbiamo deciso di non organizzare la marcia. Adamowicz lascia 2 figli minori e la moglie e un paese intero che ha manifestato in maniera composta tutto il suo dolore. In
In Europa c'è un nuovo Stato che si chiama Macedonia del Nord. L'ha decretato il Parlamento di Skopje l'11 gennaio ratificando l'accordo con Atene che ha chiesto di aggiungere del Nord per non alimentare controversie ereditarie su Macedonia storica e geografica. Una decisione che però ha provocato le dimissioni del ministro della difesa greco, sovranista come il suo ex avversario ed ex primo ministro macedone Nikola Gruevski, che si era opposto all'accordo e che ora si trova in Ungheria, ospite di Orban. Per 10 anni siamo stati sotto un regime che è stato un regime autoritario, che ha fatto di tutto di istigare paura dei cittadini verso le istituzioni, però non un credere nelle istituzioni. Adesso questo è un sforzo che tutti dobbiamo fare insieme, sia le istituzioni che la gente. 3 anni fa, in seguito alla rivelazione che il governo di Gruevski e i servizi di sicurezza avevano illegalmente spiato più di 20.000 cittadini macedoni, a Skopje è scoppiata quella che poi è stata definita rivoluzione colorata. Un po' perché i giovani imbrattavano i palazzi con le vernici, un po' perché il partito di Gruevski li accusava di essere finanziati da Soros, come è successo in altri paesi dell'est. La maggior parte degli organizzatori delle proteste indossava magliette con il logo L'esercito di Soros. Alcune ONG americane hanno dichiarato che la Soros Foundation ha investito molto per influenzare l'agenda politica della Macedonia. È parte della propaganda che nel 2014, con le proteste degli studenti e poi con la rivoluzione colorata del 2016, è stata adottata da Gruevski, che ha sempre dichiarato che avrebbe combattuto per la desorosizzazione del paese. Naturalmente non è vero niente. Fatto sta che quei ragazzi, al contrario di tanti altri rivoluzionari colorati, avevano il popolo con loro. Alle elezioni del 2016 hanno trionfato i socialdemocratici, ottenendo anche un risultato storico: raccogliere il voto di 50.000 albanesi, una minoranza del paese che aveva sempre votato per partiti etnici. Per la prima volta si è infranto il muro che voleva separate in casa le due principali comunità del paese. Negli ultimi 7 anni c'è stata molta mobilitazione contro l'eredità di separazione etnica. La situazione non è perfetta, ma se alcuni hanno smesso di votare per un partito etnico è perché c'è stato un grande movimento per il progresso sociale che ha mobilitato i giovani al di là delle linee etniche. Da quando è salito al potere però il Partito Socialdemocratico ha già perso molti consensi, perché è considerato succube delle vecchie logiche di potere. Per molti avrebbe anche aiutato Gruevski, condannato a 2 anni per abuso di potere e implicato in altri 4 processi, a scappare di notte dal centralissimo hotel Marriott, attraversare 1 o 2 paesi e salpare in Ungheria. Un'ipotesi inverosimile, secondo i socialisti. Non può essere vero, perché se lo fosse, come contropartita i socialisti avrebbero ottenuto un grande successo al referendum, che invece è stato boicottato. Solo il 35% della popolazione ha espresso la volontà di chiamarsi Macedonia del Nord. E ora il nome è stato approvato per via parlamentare, con una maggioranza di 2/3 ottenuta in modo non del tutto trasparente. Per raggiungere i 2/3, la maggioranza ha preso 8 parlamentari dell'opposizione e ha ottenuto il loro voto in modo molto sospetto. 3 di questi parlamentari stavano scontando gli arresti domiciliari per precedenti accuse fatte dal governo e adesso sono stati rilasciati. Sono venuti per la prima volta in Parlamento e hanno votato per questo cambiamento. Oggi Gruevski è ospite del premier ungherese, che ha violato il suo stesso divieto di non concedere più asilo politico ai rifugiati per difendere l'alleato che garantiva i suoi interessi economici in Macedonia in nome di un sovranismo dalle sfumature filorusse. E adesso è proprio il governo macedone a non poterne reclamare la restituzione per non inimicarsi un paese UE. Il maraschino che tiene diversi frutti della Macedonia insieme, il maraschino nostro è questa prospettiva di diventare parte dell'Unione Europea. L'Ungheria, per quanto ostile e ribelle, fa sempre parte di quell'Unione Europea che prima o poi dovrà vagliare la domanda di ammissione della Macedonia del Nord. All'inizio dell'anno un ragazzo camerunense di 24 anni è morto per cause da accertare nel campo di Moria, il grande centro di identificazione nell'isola di Lesbo. È solo l'ultima vittima all'interno della ex base militare di 48.000 metri quadrati dove sono sistemati i migranti sbarcati in Grecia dalla vicina Turchia. Ha una capienza di 3.100 persone, ne contiene attualmente oltre 5.700.
Provengono principalmente da Siria, Afghanistan, Iraq, dall'Africa, ma anche dal Tibet. Vivono in condizioni inumane, come denunciato da diverse organizzazioni internazionali e non governative. In tende senza acqua corrente, con un bagno ogni 40 persone e una doccia ogni 50. E nel freddo dell'inverno. Dovrebbero restarci pochi giorni in attesa di sapere se la loro richiesta di asilo politico possa cominciare l'iter, ma possono rimanerci anche un anno. Molti di loro sono sotto cura psichiatrica per i traumi subiti nei paesi di origine. Alessandro Barberio, pugliese di Acquaviva delle Fonti, è un medico del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste che da 2 anni è in aspettativa non retribuita e lavora a Lesbo per Medici Senza Frontiere. Lo abbiamo incontrato a Trieste durante un suo breve rientro. Le persone, i pazienti che ho iniziato a vedere con i miei colleghi del mio team, presentavano una sintomatologia, dei sintomi molto gravi e invalidanti, quali allucinazioni uditive e visive. Non riuscivano praticamente a fare quasi nulla delle normali attività quotidiane. Mentre all'inizio ero abbastanza scoraggiato perché sembrava una sintomatologia a volte organica o già stabile, no? Cronica. Iniziando una relazione di cura terapeutica, cambiando o rivalutando la terapia farmacologica, avendo un po' più di attenzione, di settimana in settimana tutti questi sintomi, perlomeno quelli psicotici più acuti, regredivano. E quindi siamo resi conto che era una situazione, diciamo noi, reattiva, non preesistente, ma era praticamente collegata alle storie traumatiche precedenti. Tutte le storie, la media delle storie erano simili e orribili. Barberio lavora con un team di 2 medici, 5 psicologi, 3 assistenti sociali e 2 infermieri. In genere erano storie di trauma violento, quindi di violenze fisiche subite, violenze sessuali subite nella terra di origine, per i motivi più svariati, politici, economici, di etnia, religiosi. La prevalenza delle persone di cui sto parlando con questo tipo di sintomi proviene soprattutto dall'Africa. Ma a peggiorare la loro situazione ci sono le difficilissime condizioni di vita nel campo. A mio avviso stanno esprimendo e hanno subito una sorta di trauma collettivo, legato a un orrore precedente e legato a condizioni di vita assolutamente non umane. We are witnessing people who attempt to suicide. That's happened often. Assistiamo a frequenti tentativi di suicidio nel campo, denuncia Declan Berry, coordinatore sanitario di Medici Senza Frontiere in Grecia. Ci sono diversi casi di bambini che hanno tentato il suicidio e nel campo si registrano numerose aggressioni e violenze. We're seeing rising levels of sexual assaults because there is insufficient security in place. Sono in aumento i casi di abusi sessuali, ha denunciato Charlie Yaxley, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Il ministro greco per l'immigrazione, Dimitris Vitsas, ha annunciato che 2 nuovi centri saranno aperti sulla terraferma, in Grecia, proprio per alleggerire i campi presenti sulle isole. La Chiesa ortodossa ucraina si è separata dal Patriarcato di Mosca ed è diventata indipendente, autocefala. A consegnare e firmare l'atto di indipendenza, il tomo di autocefalia, è stato il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, che ha comunque esortato la nascente Chiesa ortodossa ucraina a non esacerbare lo scontro con le strutture ecclesiastiche e i fedeli sono molti rimasti leali al Patriarcato russo. A ricevere il tomo è stato il metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina, Epifanio. Oggi, dopo il buio della notte, il sole rispunta di nuovo. Grazie alla sapienza di vostra santità, antiche ingiustizie sono scomparse e la giustizia è ripristinata. La solenne cerimonia si è svolta nel giorno della Santa Teofania nella chiesa patriarcale Al-Fanara a Istanbul. La chiesa ucraina è la 15ª chiesa ortodossa ad essere proclamata autocefala dal Patriarcato di Costantinopoli. Il tomo è un'altra proclamazione dell'indipendenza dell'Ucraina. Completerà l'affermazione dell'indipendenza dello Stato, rafforzerà la libertà religiosa e la pace interconfessionale, rafforzerà i diritti e le libertà dei cittadini, specialmente quelli che erano al di fuori della comunione con l'ortodossia ecumenica.
Il riconoscimento alla Chiesa ucraina è stato aspramente criticato dal patriarcato russo, che ha contestato a Costantinopoli il potere di proclamare autocefalo il patriarcato di Kiev. A definire i termini della disputa di diritto ecclesiastico ortodosso è la storica della Chiesa Liliana Ferrari. Uno strappo autorizzato? Le procedure sono state rispettate, perlomeno le procedure che nel corso degli ultimi decenni sono state messe a punto. Costantinopoli ha consentito. Meglio ancora sarebbe stato il consenso di un sinodo di patriarchi, ma veramente la cosa qui si sarebbe fatta parecchio complicata. E già così complicata lo è abbastanza. L'indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina è un atto religioso o un atto politico? È difficile separare, anzi impossibile separare nel mondo dell'ortodossia il politico dal religioso. È proprio una distinzione che non ha senso. Il legame tra l'imperatore come advocatus, protettore della Chiesa, e la Chiesa stessa è un principio che risale ai tempi di Giustiniano e dell'impero romano ed è quello che ha legittimato il potere. Però non è che noi qui ad Occidente eravamo molto diversi a non poco tempo fa. Poroshenko si presenterà alle prossime elezioni presidenziali come il leader che ha assicurato all'Ucraina una Chiesa ortodossa nazionale, un mischiare politica e religione che lo accomuna al suo grande nemico Vladimir Putin. Anche il presidente russo usa l'ortodossia sia per cementare ideologicamente il proprio potere interno, sia per interferire nella politica degli stati vicini. A simbolizzare questa politica è la grande statua del principe Vladimir, un colosso alto 17 metri che nel 2016 Putin ha inaugurato davanti al Cremlino. Il principe Vladimir nel 988 fu l'artefice della cristianizzazione e unificazione delle attuali Russia, Bielorussia e Ucraina. Una statua che Kiev percepisce però come un simbolo dell'imperialismo russo. Il palazzo, nel pieno centro di Vilnius, era la sede del KGB, uffici e scrivanie, ma nei suoi sotterranei per decenni, fino a quasi all'indipendenza dall'Unione Sovietica, si sono consumati i peggiori orrori di cui si può macchiare un regime, torture ed esecuzioni sommarie. Oggi, mentre i nomi di molte delle vittime ricoprono le mura esterne, le sue segrete ospitano il Museo del genocidio del popolo lituano. Cristina Burinskaite è un'esperta del museo. Durante tutto il periodo sovietico la gente veniva arrestata e rinchiusa in questa prigione sotterranea in attesa del processo o dell'esecuzione. Attesa fatta da torture fisiche e psicologiche, una reclusione fatta di stenti ammassati in decine in piccole celle. Qui vediamo 3 brande, ma durante gli anni peggiori, quelli del terrore staliniano, qui dentro potevano esserci anche più di 20 detenuti, ognuno in attesa di un ufficiale del KGB che decidesse se fucilarlo o mandarlo in un campo del Gulag. Si calcola che siano stati almeno 270.000 i lituani deportati in Siberia durante l'occupazione sovietica, partigiani, dissidenti, contadini, semplici cittadini, 1/10 dell'intera popolazione. Molti di loro non fecero mai ritorno. E questa è una delle celle speciali usate per punire chi non confessava subito. Il fondo della cella era allagato, così i prigionieri non potevano sdraiarsi a dormire. La privazione del sonno poteva andare avanti per diverse notti. Una volta estorta la confessione, il destino era la Siberia o l'esecuzione immediata. I condannati venivano fucilati qui dentro stesso. Per farlo i russi avevano destinato una stanza speciale. Sulla pianta del palazzo era indicata come cucina, molto probabilmente per nascondere i crimini che venivano commessi.
Ma i buchi sulla parete mostrano chiaramente i segni dei proiettili sparati contro i condannati che venivano messi al muro proprio qui. La Lituania ricorda ufficialmente quella buia pagina di storia nazionale come genocidio nei confronti del popolo lituano. Oggi il museo ne mantiene vivo il ricordo, accogliendo ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo.